Serie di furti e tentati nella destra tagliamento, partiamo da Chions dove malviventi a seguito della forzatura di una porta in via Aldomoro sono riusciti a penetrare all'interno di un'abitazione dalla quale hanno esportato 250 euro il valore dei monili sottratti anche in centro città a Pordenone, in via Musile 800 euro l'ammanco e quindi l'equivalente della refurtiva. A San Vito al Tagliamento invece nella notte compresa tra sabato e domenica un cittadino dopo aver notato dei movimenti sospetti all'altezza della nuova rotatoria lungo la SP1, l'ex strada provinciale, ha chiamato i carabinieri, puntualmente sul posto una pattuglia, una gazzella dei carabinieri della stazione locale di San Vito al Tagliamento, che hanno pizzicato proprio nel fatto un uomo, un ragazzo, possiamo dire insomma ragazzo, un uomo del classe 84 di nazionalità romena che stava trafugando delle travi di legno del valore di 150 euro. Lì insomma in zona ci sono le macchine operatrici, ci sono tutto il materiale edile in capo che viene utilizzato da FVG Strade, quindi è stato perquisito, è stato poi denunciato per tentato furto. Questo appunto dimostra ancora che una chiamata celere alle forze di polizia al 112 può veramente insomma essere quasi vitale. Sbaglio, Raffaele Padrone? No, ben ritrovati. No, dice giusto, direttore. La celerità nella telefonata c'è sicuramente da parte del cittadino, il problema è se poi a quel numero maledetto che è ormai critico da un anno e mezzo, anzi prima che questo numero unico NUE ci fosse anche nella nostra regione, sperimentato in una città come Roma, dava segni e dà segni oggi ancora negativi. Io dico sperando che vi rispondano in maniera celere, ma forse vi rispondono anche in maniera celere, non è questo il problema è che poi nel tutto il tempo che voi dovete stare lì a spiegare dove siete, cosa fate, cosa c'è, cosa non c'è, dove siete, soprattutto perché se risponde la sala operativa di Palmanova più o meno ancora capisce dove è Pordenone, se risponde Brescia. Eh sì, perché quando c'è il sovrannumero di chiamate, abbiamo visto anche nei Sì. casi dell'alluvione, di determinate chiamate, quando raggiunge un tot poi viene svistata la centrale operativa di Brescia. Certo, Quindi certo. l'operatore di Brescia dove sa che Magari non sono sa dove passati, Chions, Pravis Domini, Sesto guardi, Regena o magari altro. sono passati secondi importanti, perché se parliamo di minuti, addio, ma se parliamo di secondi importanti, il risultato può essere negativo anche da parte e dopo l'intervento delle forze dell'ordine, insomma. Questo io lo critico, l'ho detto, lo ripeto e lo ribadisco. È una cosa che è stata voluta dal nostro governatore regionale prima Deborah Serracchiani, prima dell'arrivo di Federica, e auspico magari che, visto tutte tante critiche non solo da parte mia, anche da parte del cittadino, insomma si possa mettere anche questo nel calderone di rivedere tante cose, no? Si rivedono le province, si rivedono questo, tra le altre cose Pordenone come polizia dimenticata come la provincia, quindi voglio dire, sappiamo benissimo che le cose da fare sono tante, però io auspico che venga rivisto anche questo, cioè non c'è questa utilità di avere questo. Diciamo che questo numero unico ha dei lati positivi, nel senso che all'operatore le telefonate vengono smistate, cioè su 10 telefonate e magari c'erano 8 telefonate fasulle o comunque telefonate di pazzi che chiamavano, che comunque fanno il numero 112 o 113, ripeto, quando funzionava tutto come doveva funzionare c'erano anche queste perdite di tempo. Questo oggi è superato da questo centralino, ma ripeto e ribadisco, ma io sfido qualcuno che dall'altra parte del teleschermo ha dovuto e ha provato per qualche motivo, qualche disgrazia, ha dovuto chiamare, venga qua e mi dica se io ho torto o ragione, questo Certo. direttore. Senta invece, dottor Padrone, si fanno i giri di nera, ogni giorno si chiamano i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco e quant'altro. Parlando col comandante della compagnia dei carabinieri di Pordenone, il maggiore Luciano Sumo, proprio oggi, che tra altre cose saluto, dice, beh, guardate, no, stiamo riuscendo con grossi sacrifici, con sforzi incredibili,
insomma, nel potenziamento degli organici, ma soprattutto delle pattuglie che poi in orario serale pattugliano e monitorano la situazione nel territorio. Arriva la proposta da Porcia, forse lei l'ha anche insomma, sentita perché tante cose abita lì nelle vicinanze, di realizzare una nuova stazione dei carabinieri a Porcia. Ma io mi chiedo, è stata poi una mozione approvata da tutto il Consiglio Comunale, ma ci sono già carenze nell'organico e nel personale? Serve anche garantire una stazione dei carabinieri a Penso Porcia? che non ci basterebbero, no, non so, è una domanda, non ci basterebbero i 2 minuti di discussione che possiamo fare in un intervento al TG. Io l'avevo fatto per la polizia circa nel 97, nel 98 questa proposta di avere un commissariato a San Vito al Tagliamento, a San Vito al Tagliamento. Quindi non è che oggi esce una cosa per i carabinieri e si deve attuare o dicono una cosa nuova. Il problema sta nel fatto di potenziare le caserme che ci sono, soprattutto i carabinieri hanno una capillarità nel territorio molto più vasta della Polizia di Stato, che ha le questure di Udine. Udine magari c'è il commissariato e noi non ce l'abbiamo. Ecco, io avevo chiesto proprio per dare una garanzia di intervento più rapido nella bassa friulana, e avevo chiesto questa possibilità di avere il commissariato a San Vito. Anche il sindaco, chiaramente, cioè, chi è il sindaco che dice no, io non lo voglio nella mia città? Cioè, vorrei incontrare il sindaco che mi viene a dire vengo io a San Vito a dire a Di Bisceglie perché non lo vuole, cioè, per l'amor di Dio, o a Porcia. Il problema è che non abbiamo gli uomini da metterci poi. Non è la struttura che ti può essere offerta o data a titolo gratuito dall'amministrazione. Il problema è che dobbiamo anche riempire queste cose. Cioè, già non ne hanno a Fontana Fredda di uomini, perché alle 8 chiami perché la stazione di Fontana Fredda, ricordiamo, copre Fontana Fredda, certo, Verdimpiano e Porcia. Certo, vogliamo aprire un'altra stazione, quindi giustamente mettendo del personale. Allora i costi vediamo di limitarli, mettiamoli a Fontana Fredda, diamo un respiro ai colleghi di Fontana Fredda e vedete che la polizia arriva, i carabinieri anche, mi sembra di capire, quindi allora, non lo so, io per l'amor di Dio a me fanno ridere queste proposte, ma sono proposte che vengono fuori nei momenti in cui ci sono le elezioni fra poco. Sì, sì. Ecco, allora una volta asfaltavano le strade quando c'erano. Adesso magari parlano di sicurezza, insomma, lei magari si vesta anche lei, si metta qui una roba e parliamo di sicurezza fino a domani mattina. Dobbiamo essere veramente reali su questa cosa. La sicurezza non è un gioco, non è una cosa che va venduta e sbandierata nel momento in cui dobbiamo sbandierarla. Cioè, ricordatevi, perché poi la vigilanza deve esserci. Perché io protesto? Perché la vigilanza deve essere quella, ci deve essere, quindi ci devono essere le pattuglie, ci devono essere le persone. Ricordate, una volta avevamo bello fatto le pattuglie appiedate e abbiamo dovuto fare un dietro front e portarle nuovamente all'interno per metterle in macchina, no? Non è che si sono trasformati come i pani e pesci, quindi sono gli stessi che prima andavano a piedi, adesso vanno in macchina per garantire le 24 ore. Il problema è un altro. Noi qui continuiamo a perdere agenti perché vanno in pensione e continuano a dirci che non ne vogliamo. Adesso c'è un intervento che chi ha letto la stampa stamattina, c'è un consigliere regionale che vorrà mettere mano a questa cosa, prendere a cuore questa cosa, ma insomma ci sono, la sicurezza non è un costo, non si può dire non ci sono i soldi per fare un concorso in polizia, non è possibile sentire ancora queste cose. Non è possibile sentire che un poliziotto che va da Pordenone non ci sono e vanno aggregati a Venezia per le maschere. Ma fate meno di fare le maschere, cioè devono venire da Pordenone e prendetele da altri posti. Cioè a Treviso li hanno mandati, prendeteli da Treviso, dico io. Anche perché se ne togli 5 a Pordenone, Pordenone rimane scoperto. Ci sono gli sbarchi in Sicilia, dove prendo? Da Pordenone, che è piena di uomini, li abbiamo chiesti, facciamo anche la parte dei deficienti. Io non riesco a capire,
Cioè, questi sono grandi pensanti quelli che stanno al Dipartimento, grandi pensanti, perché fanno così, ah Pordenone, ah sì, prendiamo P, Padova, Pordenone, Padova ha 3.000 uomini, Pordenone è sotto, ma in ordine alfabetico è sotto, pigliamo anche da Pordenone. Questo è il ragionamento che fanno, non è che fanno altri, non è che guardano, non è che guardano. E questo non è che guardano, ah Pordenone non ne ha chiesto, perché non ne ha. No, fanno così, dalla P alla R prendiamo tutte le persone, cioè le questure che sono lì. Adesso ci hanno chiuso Mineo, forse, credo, e questo mese non siamo partiti, però andiamo a Cortina, siamo stati a Cortina per le gare di sci. Utilizzate il personale che è più vicino a Cortina. Belluno. Adesso partiremo, ripeto, per il Carnevale di Venezia, siamo a Como. Cioè, fra un po' mandateci in Sardegna che c'è la quota latte che protesta, ma tanto Pordenone, Nuoro, Pordenone, prendete... Facciamo un giro dell'Oca. Ma dai. sì, andremo a trovare il questore di una volta. Ci vediamo la settimana prossima, Grazie come sempre, a voi, grazie. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, scoperto mentre spaccia droga nel garage della propria abitazione a San Donà di Piave, un giovane del posto finisce nei guai, il servizio